In tre, incappucciati con passamontagna, hanno fatto irruzione in questa villetta intorno alle 22:30. Nessuna remora. Incuranti delle telecamere di sorveglianza sono entrati in giardino. Due sono passati scavalcando la rete, il terzo ha oltrepassato il cancello. Poi hanno percorso il perimetro del giardino, forse nell'intento di evitare le telecamere. Si sono posizionati dietro la macchina e in quel momento si è accesa la luce delle telecamere. La mia compagna, eravamo a letto, ma la mia compagna era sveglia, ha guardato il telefono e ha visto queste persone, insomma, intruse, e mi ha svegliato. Lei intanto ha chiamato i carabinieri, io sono uscito in terrazzo, però come hanno sentito la zanzariera alzarsi, sono scappati via. La prontezza dei proprietari ha fatto desistere i ladri. In casa erano presenti anche dei bimbi piccoli. Tanta la paura, la figlia undicenne per tutta la notte non ha smesso di tremare. Ora Raffaele Donadi ha deciso di potenziare ancora di più il sistema di videosorveglianza. Eh sì, per forza, perché è meglio controllare tutta la proprietà, perché può essere come in questo caso, è stato un buon segnale di avviso, insomma. Ci siamo salvati per le telecamere. Come dormirà stanotte? È un po' in ansia perché bisogna sempre stare con le orecchie aperte e qualsiasi rumore può essere, sì, si fa sentire, insomma, anche qualsiasi piccolo rumore. Pochi chilometri da Pero di Breda di Piave ci spostiamo a Vacille, il colpo messo a segno intorno alle 2 del mattino ad allertare la titolare l'allarme, ma quando è arrivata i ladri erano fuggiti con i registratori di cassa trovati aperti dai carabinieri in un campo poco lontano. Questa è la finestra che hanno aperto. Ecco, questa è rotta. Questa sì, praticamente sì, la dobbiamo aggiustare. Hanno fatto un buco, sono entrati con qualcosa e hanno alzato la... Che poi tra l'altro sono stati anche abbastanza bravi perché questo è in mezzo. Quindi cioè proprio calcolato. È stato un colpo velocissimo. Velocissimo, velocissimo, ma ti dico, penso che 2 secondi se farla grande, proprio perché quando sono arrivata io proprio non c'era nessuno. Un colpo fulmineo, i ladri sapevano dove e che cosa prendere. Il bottino esiguo, spiccioli, ma i danni che ora deve sistemare la proprietaria sono maggiori. Entrambi hanno presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto scattare le indagini.